Non è un granché, lo so, ma non c'era niente di meglio. La gente non muore mai quando serve. È vero, dottore? Oh, è un dovere servirla, barone. Non c'è bisogno che tu le conti, sono 50. Sì, certo, sì, certo. Quando è il prossimo? Lynch, avrò bisogno di te nella settimana prossima, per qualcosa di speciale stavolta. Suona bene questo speciale. Significa un mucchio di soldi. Ho bisogno di un morto da non più di 6 ore. 200. 500. 300. Bene, sono anch'io un sostenitore della scienza, ma non posso prometterglielo. Risultati, Lynch, non promesse. Mm, mm. Non capisco perché ti fidi tanto di lui. Denaro, Charles. È una droga stupenda per gente come Lynch. Forse non è che uno splendido sogno. Oppure soltanto un incubo pazzesco. Ha importanza. No, certo, non se riesco a dargli la vita. Qualsiasi rischio è degno di ciò. Qualsiasi rischio. Persino la tua vita. Sì, certo. Il fatto di creare la vita è il traguardo più grande. Esitare, dubitare, aver paura adesso significherebbe annullare tutto ciò che ho fatto finora. Questo è la mia vita. Ma creare la vita non è compito di Dio soltanto. Qui sulla terra, l'uomo è Dio. Va a letto, Charles. Tania arriva domattina. Vai a riposare. Buonanotte. Buonanotte. Cosa le dirai? Niente. Ma dobbiamo completare subito il nostro lavoro, non ti sembra? Sì, è vero. Charles! Non mi saluti. Credo di meritarmi almeno un saluto. Oh, scusami, Tania. Scusami, sono confuso. Tuo padre e io siamo felici di averti con noi. Vieni. Grazie. Thomas? Vieni qui, Thomas. Vieni, Thomas. Prendi il bagaglio della signorina e lo porti nella sua camera. Dalla carrozza lo porti nella sua camera. Hai capito, Thomas? Vai. Povero Thomas, è un bravo ragazzo, tranne che per il cervello è del tutto normale. Sembra che da bambino una malattia l'abbia ridotto così. Che peccato, un così bel ragazzo. Tuo padre si sta vestendo. Ha lavorato sino a tardi questa notte. Come al solito. Sta ancora lavorando ai suoi esperimenti di trapianto sugli animali. Sai com'è? Lui ci ha lavorato per 20 anni, ci lavorerà per altri 20 e continuerà. Ma parlami dell'università.
Insomma, salvo i miei studi, era piuttosto noiosa. Ma non ero andata lì per fare vita di società. Non sei contento? Io sono come mio padre, cocciuta. Quando voglio una cosa, l'ottengo. E così è stato. La prima della classe e ora ho la laurea in chirurgia. Complimenti, dottore. Papà! La mia bambina. Com'è bello rivederti. E ora basta. E questo è il modo di comportarsi di un laureato in chirurgia? Sì, è questo. Ah sì, Jack Morgan, povero figlio di un cane, lo impiccheranno. Gli spezzeranno il collo proprio oggi. Allora, Simon, tu e Harry siete con me? Povero figlio di un cane, quel Jack Morgan. Non mi è mai piaciuto, neppure a te, vero? Sì, certo, ma sto aspettando. Non si può prima. E Harry? Lui va dove vado io. A Jack Morgan, alla sua morte. E quando il professor Müller volle obiettare sulla mia teoria, io rimasi come Sir Galahad davanti al drago. E il professor Müller aveva proprio tutto del drago, vi assicuro. Io fermo, mentre i miei compagni si irrigidirono ai loro posti, pregustando chissà che cosa, dissi a quell'intellettuale dalla mente ottusa quanto ristrette fossero le sue vedute. Herr Professor, sono gli uomini come lei, con l'immaginazione di uno struzzo, che nascondono la testa sotto la sabbia della superstizione ogni volta che si espone loro una nuova idea, che hanno tenuto chiuso sempre sotto chiave la medicina e la scienza nel laboratorio dell'alchimista. Poi dissi, non metterò più piede nella sua classe finché lei non si sarà scusato con me per le sue critiche completamente soggettive e insultanti. Buongiorno, Herr Professor, e me ne andai. Lo so, è una cosa che avete sentito un'infinità di volte. Non importa, papà. È una storia affascinante. Sai, papà, il nome di Frankenstein echeggia ancora sotto le volte dell'università. Non mi meraviglio, non mi importa niente di quello che pensano o dicono di me quegli idioti sulle mie teorie da quando li ho lasciati. Siediti, Charles, la tua gamba deve essere stanca. No, grazie, sto bene, grazie. Hai avuto difficoltà all'università perché eri mia figlia? Qualche volta, ma principalmente perché ero donna. I professori purtroppo hanno ancora dei preconcetti sul ruolo della donna. Sono sicuro che sarai un ottimo chirurgo. Grazie, Charles, ma non voglio essere soltanto un bravo chirurgo, no. Allora, cosa vuoi fare? Assisterti, papà, nel tuo lavoro. Lo sai, fin da bambina mi sono sempre interessata ai tuoi esperimenti. Ogni estate, quando venivo qui, andavo nel tuo laboratorio. Ma se era sempre chiuso a chiave. Certo, ma trovai la strada per entrare. Un passaggio nella parete della tua stanza. Ah, chissà come avrai fatto a scoprirlo. Ero molto curiosa. Anche adesso sono curiosa di sapere a che punto sei con i tuoi progressi. Spero che finalmente non avrai più segreti per me. Sarò ben felice di parlarne con te, da dottore a dottore. Bene. Però ti devo confessare che le mie idee sono radicali. Molto più delle tue, papà. Veramente? Certo. Sono la figlia di mio padre. Stai parlando dei trapianti sugli animali? Sugli uomini. Thomas? Buona, buona. Mi hai fatto paura, Thomas. Non fa niente. Ha un nome? Come la chiami? Nome, no. No. Thomas, ti piace mio padre? Mio padre, il barone, ti piace?
Anche quando porta via i tuoi animali, anche allora. I tuoi animali, ti dispiace? Ti dispiace molto quando il barone se ne serve? No, non lei. No, non io, il barone. Quando lui prende i tuoi agnelli, ti dispiace? No, non prendere. No. Che cosa ti prende? Cos'hai contro quell'uomo? È cattivo? Cattivo. Ma ti ha fatto qualcosa? Male. Perché altre 100 sterline? Questa è cosa delicata. Ci sono persone che vanno pagate in anticipo. Che persone? Senta, barone, non posso dirlo. Etica professionale. Non parlare di etica. Io posso farglielo avere, ma verrà a costare altre 100 sterline. Come stanno le cose, non c'è proprio altra scelta. Cercherò di trovarle. Ah, faccia con comodo e non si preoccupi. Non mi siedo, non vorrei rovinare il suo bel mobilio. Mi scusi. Cercavo mio padre. Che sarebbe il dottor Marshall? No, il barone. Ah, non avrei mai pensato che il barone si meritasse tanto. E il dottor Marshall, sì? Oh, quello non ci sarebbe mai riuscito. Beve qualcosa? No, è troppo presto. Mai troppo presto. Per qualsiasi cosa. Cosa ci fa qui? Lei è un uomo detestabile, estremamente volgare. E sono sicura che qualunque cosa stia pensando è pura fantasia. Direi che passa troppo tempo a fantasticare tutto solo. Stia attento. Questo può rammolire il cervello prima del whisky. Come può una personcina come lei pensare come una strega? Dipende dalla compagnia in cui mi trovo. Scusa, papà. Mi dispiace. Non sapevo che avessi visite. Signor Lynch, venga, l'accompagno fuori. È stato un vero piacere parlare con lei. Buongiorno. Papà, ti ho detto che mi dispiace. Ti ho sentito. $200 sterline ora. Altre 200 alla consegna. Per quando sarà? Molto presto. Quando? Quando impicchieranno Jack Morgan, dopodomani. E allora? Allora sarà suo. Assassino! Assassino! Pagherà il fio delle tue colpe! Ed essi vengono a seppellire Cesare, non a fare il suo elogio. Assassino! Non avrai pace in eterno! Assassino! Assassino! Suppongo che non sentirei molto la mancanza di Jack Morgan. Proprio come non sentirei la sua, capitano. È una cosa che mi deprime molto, Lynch, perché un bel giorno ti troverai a stringere la mano di Morgan all'inferno. Vorrà dire che terrò l'altra mano per lei, capitano. Non ti resta più molto tempo, Lynch. Farai uno sbaglio un bel giorno e quello sarà il giorno in cui pagherò il mio debito. No, non la prigione, amico mio, certo. Sei troppo intelligente per questo. È l'impiccagione che vuoi. E io farò in modo che tu lo ottenga, il minimo che io possa fare per te. Può essere che lo farei, come può essere di no. Ci riuscirò. Ci riuscirò, Lynch. Che cosa fai qui?
Stavo andando in città quando ho visto la folla. Perché? Che sta succedendo? Qualcosa che preferirei tu non vedessi. Un'impiccagione. Non ho mai visto un'impiccagione. Ne vedrai questa. Su, papà, sarò una donna, ma sono soprattutto un dottore. La morte è normale per me. Questa non è morte. Questo è omicidio legalizzato. Forse dovrebbe rimanere per vedere la differenza. Sì, hai ragione, Charles. Grazie, Charles. Non ringraziarlo ancora. Chi è quella? Non lo so, capitano. Potrei informarmi. Non è necessario. Ora due altri, due malfattori, erano menati con lui per essere Sei fatti pronto? qui. Ora è facile, Quando Jack. furono Solo una giunti passeggiatina all'uomo fino dentro lì. il teschio, crocefissero quivi lui e i due malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù di Nazaret diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, fatte delle parti delle sue vesti, le trassero a sorte. E il popolo stava a guardare. E i magistrati È l'ora, fecero Morgan. beffe di lui dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso sei il Cristo. O Procediamo. Signore, perdona nella tua infinita Uno, misericordia questo due, povero peccatore. 3, giù! Eccoli, arrivano. Tania sa degli animali. Ma come? Ma non lo so, mi ha chiesto perché li tieni ancora. Tania non deve scoprire No, che gli no, esperimenti... non ora, Charles. Bene, Lynch. Benissimo. Grazie, papà. Charles? Forza, Turner! Guadagnati i tuoi soldi. È stato difficile. Difficile come bere una bottiglia di whisky. Ti fidi di questi? Non mi fido di nessuno. Specie di un uomo che beve. Stia tranquillo, barone. Nessuno spargerà lacrime sulla tomba vuota di Jack Morgan. Ha ucciso la sola persona che avrebbe detto una preghiera per lui. E per la settimana prossima, un'altra commissione speciale. Ma non lo so. Forse non avrò più bisogno di te. Dolente di saperlo, barone. Mi piace il suo denaro. Come potrò farne a meno, eh? Ti arrangerai. Non ne sono poi così sicuro. Ah. Ah? Quanto sangue? 2 pinte questa volta. Bene, siamo pronti ora. Tania. Mi dispiace, ma non potevo. Speravo proprio che non saresti venuta. Ecco perché non ti servi più degli animali. Trapianti umani. Tania,
Esci, ti prego. Ma sono in grado di aiutarti. Tu non puoi capire. Ma sì, papà. Ma sì. Che volete fare col cervello? Tania, per favore. Volete smetterla di trattarmi come una bambina? Sono un dottore, un chirurgo. Non capite che sono anch'io come voi? No. È impossibile. Charles. Non è impossibile, Tania. Ma il cuore, il cervello, dovete mantenerli in vita. Certo, l'abbiamo già fatto. All'interno di un altro corpo umano. Non abbiamo bisogno di un corpo. State per mettere il cervello e il cuore di Morgan dentro quella creatura. Tania, basta con le domande. Papà! No, Tania, non voglio che tu sia immischiata in questo esperimento. Se accadesse qualcosa per la legge saresti colpevole quanto me. E questo non lo potrei sopportare. Presto ti dirò tutto. Devi avere un po' di pazienza. Proverò. Buona fortuna. Tutto pronto? Pronto. Inizia. Fai partire il cronometro, svelto. Possiamo iniziare. Comincia a muoversi. Spero che il cervello di Morgan collabori altrettanto bene. Speriamolo, Charles. Così, per quasi 20 anni, i miei esperimenti di trapianti sugli animali miravano ad arrivare a questo momento. Tutte le umiliazioni che ho ricevuto dai miei colleghi, le accuse contro le mie facoltà mentali, tutti gli insulti saranno rigettati sulle loro facce da idioti. Cerchi qualcosa, papà? Sì, le nuvole. Mi serve una tempesta per la fase finale, una tempesta magnetica.
Solo il lampo può dar vita alla creatura. Ecco perché non ho ancora trapiantato né il cuore né il cervello. Posso tenerli in vita a tempo indefinito, ma una volta che li ho trapiantati non sopravviverebbero che poche ore se non sono ravvivati da un lampo. Vorrei vedere come li tieni in vita. Lo vedrai? Ci riuscirai, papà. Non fallirò, Tania, te lo prometto. Dovrai essere orgogliosa di me. Il mondo medico sarà ai nostri piedi. Lo desidero tanto per te. Vederti realizzare il tuo sogno. Qualcosa che nessuno ti potrà portare via. Non ce ne sarà bisogno. Lo cederò volentieri. E sai... Ed ora? Charles! Charles! Il cervello, Charles. Dottore, presto. Sotto la corteccia. Nella sostanza bianca? No, più giù, nella sostanza grigia. Guardi, l'ipotalamo è lesionato. Non va bene. Questo non possiamo usarlo. Questo non serve. Dobbiamo trovarne un altro. Non c'è tempo. Dobbiamo trovarlo il tempo. Non si può usare un cervello lesionato. Ma la lesione potrebbe essere di poco conto. E se non lo fosse? L'ipotalamo è il centro principale del sistema nervoso automatico. Potrebbe paralizzare qualche organo e allora che beneficio se ne avrebbe? Dargli la vita e lasciarlo lì, forse immobile come morto? È un rischio da affrontare. E che ne sarà della collera e del piacere? Due emozioni connesse alla parte lesionata del cervello, due emozioni vitali. Una delle due in eccesso sarebbe rovinosa e tu lo sai. Dobbiamo trovare un altro cervello. Non ne ho il tempo. Ogni minuto abbrevia la vita di quel cuore. Non posso gettare via 20 anni di lavoro in pochi minuti. Ti scongiuro, rifletti. Riflettere? No, è l'istinto che cambia il mondo, non il pensiero. E il mio istinto mi dice di trapiantare questo cervello immediatamente. E lo farò da solo. Sono con te. Grazie, Charles. Il lucernario.
Vai, alza la piattaforma. Attendiamo che il temporale aumenti, Charles. La volontà dell'uomo sia fatta. Ora è elettrizzato. Maledizione! Charles, chiudi il lucernario. Chiudilo. Niente. Dobbiamo aspettare. Ma la sua faccia. Al diavolo la sua faccia, non mi importa nulla del suo aspetto. Basta che viva. Ho sbagliato, Charles. Avevi ragione. Avrei almeno dovuto riparare la lesione al cervello. Probabilmente non ci sarebbe stata alcuna differenza. L'effetto della lesione si sarebbe mostrato solo dopo che il cervello fosse stato riattivato. Non lo sapremo mai, Charles. E non sapere nulla è più deludente di un fallimento. Prenditi un lungo periodo di riposo, dottore. Poi potremo ricominciare. No, Charles, è troppo tardi. È troppo tardi per me. Tania, forse Tania, prenderà il mio posto, sì. L'aiuterai? Naturalmente. Ma aspetta a vedere come ti sentirai tra un paio di mesi. Potresti avere cambiato idea. Sarò sempre dello stesso parere. Non sono nemmeno sicuro di volere che Tania tenti l'esperimento. Un momento fa mi chiedevi di aiutarla. Sì, un momento fa lo volevo. È stato un impulso egoistico. Non devi dire così. Vedi, Charles, forse ci sono delle cose che l'uomo dovrebbe lasciare a Dio. Non avrei mai pensato che io... È vivo! Sì, è vivo.
Indietro, Charles. Adesso vedremo se tutto questo è frutto soltanto della nostra mente. Alzati. Su, alzati! Scendi. Scendi. Ce l'abbiamo fatta, Charles. Ce l'abbiamo fatta. Su, Charles. Chiama Tania, voglio che divida con noi questo momento, vai. Vieni avanti. Fai 3 passi. Ora fermati. Il battito è un pochino troppo rapido. Abbassa il braccio. Ti ordino di abbassare il braccio. Tania! Tania! C'è riuscito! È vivo! È vivo! Oh, Charles! È meraviglioso! Di chi sono questi passi? Sta calma, ti prego, sta calma. Mio padre. Che è successo a mio padre? Papà! Tania. Tania. Che facciamo ora, Charles? Dobbiamo chiamare la polizia. No! Non ancora. Dobbiamo farlo. Vuoi infangare la memoria di mio padre? Certo che no, ma non possiamo nasconderlo alla polizia. Ho detto di no. Ma non capisci. Tania. Stammi a sentire che succederà se torna ad uccidere un'altra volta e un'altra volta ancora. No, Tania. Dobbiamo dirlo ad Harris. Sì, diglielo. Però digli che era un ladro. Ma c'è il corpo di Morgan. Che cosa ne facevate degli altri cadaveri? La vasca della soda è nell'altra stanza. Mettiamoci dentro Morgan.
Ti prego, Charles, facciamolo subito. Non lo so, Tania. Cosa speri di guadagnarci? Tempo. Tempo per trovare modo di salvare il nome di mio padre. Charles, non lo amavi? Certamente. Aiutami per lui. E per me, Charles. Solo per me. Ti prego. Ed è qui che l'avete trovato? Sì, è esattamente dove si trova ora. Ah, capisco. Molto interessante. Organi animali, suppongo. Naturalmente, mio padre si occupava di trapianti di organi su animali. Sì, molto interessante. E lei ha visto il ladro? Un gigante, ha detto. Doveva essere un vero gigante. È così forte da... Che cosa ha rubato? Niente per quel che posso saperne. Non ho avuto tempo per controllare tutto. Mio padre deve averlo sorpreso mentre portava via qualcosa. Direi che è stato suo padre ad essere molto sorpreso. Ma perché un ladro dovrebbe entrare in un laboratorio? Forse non sapeva che era un laboratorio. Deve aver visto la luce ed essere entrato per rovistare. Può darsi. Un uomo altissimo, ha detto. Ma quanto alto? Io non lo so, dormivo. Almeno un piede più di lei, capitano. Davvero? Sarebbe a dire circa 7 piedi. Ne è sicuro, dottor Marshall? Poco più, poco meno. Dopotutto stava fuggendo quando io l'ho visto. Lei ha detto di averlo visto insieme al barone. Sì, ma tutto quello che ha registrato la mia mente è stato quel gigante che stringeva il barone. L'avevo lasciato circa un'ora prima. Ero esausto e non riuscivo a dormire. Poi ho sentito dei passi fuori dalla mia porta. Poteva essere il barone o Mistania. No, i passi provenivano dalle scale che portano al laboratorio. Il barone si trovava già in laboratorio e Mistania non l'avrebbe mai disturbato. Perciò doveva essere qualcuno estraneo alla casa. Allora lei è entrato pochi istanti dopo che questo ladro aveva ucciso il barone. Ho cercato di fermarlo, ma mi ha sbattuto a terra con estrema facilità e si è allontanato. Tuttavia lei l'ha visto fuggire. Sì. È stato ferito? Stordito. Che fortuna. Beh, non voglio trattenervi oltre. Sono certo che è stata una dura prova per voi. A proposito, quel giovanotto... Thomas Thomas, dove si trovava? non vive qui. Viene tutte le mattine presto. Molto bene. Non ci ha creduto. Ma sì, invece. Cercava solo di impressionarci. Sei meraviglioso, Charles. Ti ringrazio. E adesso? Adesso aspettiamo. Ci dice male oggi. Guarda! Maledizione. Ma chi è? Ah. Cosa vuole? Che bel posticino ti sei trovato, Lynch. Proprio all'ultima moda. Ha qualcosa del manicomio. Sì,
Hai proprio il gusto dell'intenditore, il gusto di un uomo che conosce alla perfezione tutto ciò che è osceno e volgare, erotico o semplicemente grottesco. È molto intelligente il modo in cui tutto si fonde insieme, lo stile in cui le cose sembrano equilibrarsi. Non c'è un pezzo fuori posto, non un centimetro di spazio è andato sprecato. Davvero notevole. Sono impressionato. Lynch, sei uno sporco individuo. Qualcosa non va, capitano? Le celle sono tutte vuote stamattina? Niente affatto, al contrario. Alcuni tuoi amici sono stati così gentili da passare la notte da me. Io non ho amici. Sì che li hai. Simon Burke e Harry Morse. Per non parlare di Jim Turner e di quell'altro tipo, quello piccolo, con la gobba. Erano ubriachi. Altro che. Hanno fatto una gazzarra alla taverna La Segheria. Conosci il posto? Sì? Ma che cosa c'entrano con me? 4 ubriachi. Devi sapere che la lite è cominciata per stabilire chi di loro doveva pagare il conto, che era piuttosto salato. I tuoi amici bevono, lo sai bene. Non ha ancora risposto alla mia domanda, capitano. Davvero? Lascia che te ne ponga io una. Dove hanno preso 4 tipi di quel genere tanto denaro da poter passare una notte intera in bagordi? Un lavoro? Forse. Ma quale lavoro? Simon ed Harry non possono guadagnare molto. Dopotutto, quante impiccagioni abbiamo? Non abbastanza per lei, capitano? Lynch, tu mi vuoi deludere. Io non emetto sentenze, io mi limito ad arrestare la gente. Non sto scherzando, Lynch. No. Dimmi che tipo di lavoro fanno per te, dato che tu non ti occupi di affari legittimi. So che hai molte risorse. Tra l'altro presti denaro ad un tasso da strozzinaggio. Ma i tuoi aiutanti cosa... Sono esattori, riscuotono per me. Sì, non potrebbe essere diversamente. Beh, ora ti lascio a quello che un uomo come te può chiamare... Esattamente come lo chiama un uomo come lei. Lynch, un giorno mi dirai la cosa sbagliata al momento giusto. Signor capitano, Che succede, Peter? Sarah Wells e Fred Benson, entrambi uccisi. John Masters era con Sarah. Ha visto l'assassino e dice che era un mostro. Era cosa? Un mostro. Un essere enorme, brutto, con un solo occhio. Lo interroghi, glielo confermerà. Non riesco a capire da dove possa essere venuto fuori quest'essere umano. Signore, la prego di intervenire. Non riesco più a contenere la folla, è molto eccitata. Occorre tranquillizzarla, ma anche mettere in guardia tutti, invitarli a collaborare con noi in questo caso fuori del comune. Va tu. Farò del mio meglio. Calma, calma. Stiamo organizzando un piano per catturare questo maniaco criminale. Stando chiusi in ufficio? Ma voi avete gli occhi bendati! Non neghiamo che siamo stati colti di sorpresa. È necessaria la vostra collaborazione prima che ci arrivino i rinforzi richiesti. Questo ci prende per tonti. Lo cerchiamo noi e lo sistemiamo come si deve. Se ci dobbiamo muovere, facciamolo subito. Io per primo. Voi ci state? Sì! Andate a casa e non fate sciocchezze. Lasciate fare a noi il nostro lavoro. Se avremo bisogno della vostra collaborazione vi chiameremo. Non prendete iniziative personali. Potrebbe costarvi caro. Se lo vedete avvisateci, ma non affrontatelo. Potreste rimetterci la vita. Devo farvi un avvertimento. Non allontanatevi dall'abitato, specie di sera. Ora sgombrate. A me questi sistemi non mi convincono. Avanti. È inutile, Tania. Non è lì che troverai la risposta. Non c'è più risposta. Questa risposta io la conosco. Sto solo cercando un modo per metterla in pratica. Mi aiuterai? Non lo so. Tu mi aiuterai. Non lo so, non posso pronunciarmi finché non conosco quello che tu consideri la risposta. Un'altra creatura. Tania, tuo padre ed io ci abbiamo messo 3 anni per costruire la prima. Per la mia meno di 3 settimane. Anche se ci volessero 3 ore sarebbe troppo tardi. Allora c'è stato un altro assassinio. 2. Non volevo dirtelo.
Sono stato in città oggi, tutti parlavano di quella creatura, lo chiamano mostro. È così che chiamano il lavoro della vita di tuo padre, un mostro, e hanno ragione. Non hanno ragione. Mio padre era un genio. La sua creatura esiste. Non farà altro che uccidere. Tu non capisci. Anche senza la lesione al cervello, la creatura ha la mente di un assassino. Uccide per il piacere di uccidere, deve essere distrutta. Harris la distruggerà. Ma come può un uomo distruggerla? Charles, c'è solo una soluzione. Creare un'altra creatura. Creerai un altro mostro. No, un esecutore. La nostra creatura ucciderà l'assassino di mio padre. Non è possibile. Anche se tu trovassi il cervello giusto, la tua creatura, malgrado il potere sovrumano datogli dal fulmine, avrà bisogno di un corpo fisicamente forte da poterlo sopportare. Dove troverai un uomo simile? Se io lo troverò, mi aiuterai? E questa è la mia proposta. 500 sterline se mi procura l'uomo giusto. Che cosa glielo fa credere? Me l'ha detto mio padre. C'è tutto nel suo diario. Tutti gli affari fatti tra voi. Non voglio soldi da lei. Capisco. Lo sapevo. Solo per una notte. Poi le troverò il suo uomo. Non le costerà una lira. Invece, il suo prezzo è troppo alto per me. Non me ne importa niente di quello che lei pensa di me. Non voglio i suoi sentimenti. Provo solo ribrezzo per lei. E allora smerci il suo denaro altrove. Forse il capitano Harris troverebbe molto interessante il diario di mio padre. Che io venda i cadaveri non sorprenderebbe nessuno. Ma che suo padre li comprasse potrebbe andare sulla bocca di tutti e questo le dispiacerebbe, no? Vero, signorina? E ora ci pensi su. Nessun altro può aiutarla. Nessuno. Dopotutto, signorina, che cosa conta? Una notte nella sua vita. Non potrà ucciderla. Si farà un bel bagno e tutto ritornerà come prima. Lo ucciderò. E lo ucciderò! Hai bisogno di bere qualcosa, Charles. Non capisco perché tu sia così sconvolto. Non si può prendere sul serio un uomo come Lynch. Eppure vorrei ucciderlo. Come può avere pensato che tu... Grazie, Charles. Non credevo che la mia reputazione ti interessasse tanto. Oh, scusami, è naturale. Tu sei un gentiluomo e pensi a me solo come una persona intoccabile. Ti sbagli. Davvero? Hai mai pensato di toccarmi? Tania, ti prego. Ti sconvolge davvero tanto il sapere che un uomo come Lynch mi desidera? No. Solo che è stato molto volgare a dirlo. Mi vuoi, Charles? Sei rimasto qui ora solo per me. E se così fosse? E perché non dirmelo allora? Perché hai avuto paura. Hai sempre avuto paura, Charles, di tutto. Anche ora hai paura. Noi non abbiamo più bisogno di Lynch. L'ho trovato. Thomas. Thomas? Sì, Thomas. Fisicamente è perfetto e tu lo sai che lo è. Il suo corpo è bello, forte, resisterà. Ma cosa c'entra questo? C'entra, perché tu mi ami, lo so, tu mi ami. Ma non hai mai fatto niente per questo. Invece di fare in modo che il tuo amore per me ti desse forza, Smettila. sei diventato un uomo senza spina dorsale. Smettila. Ti sei rammollito al punto da essere solo capace di Smettila. sfiorarmi con quello sguardo viscido, implorante. Lo sguardo di un vecchio, incapace persino di pensare che io potessi amarlo. Tu potresti amarmi. Sì, se fossi come Thomas. Allora ami Thomas. Non posso amare Thomas. Non ha la tua mente. Pensaci, Charles. Pensa a me. Pensa ad amarmi. Lo so che vuoi avermi, vero? Tu vuoi fare all'amore con me. Sì. 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 Puoi, Charles. Io lo renderò possibile.
Il mio cervello e il mio cuore nel corpo di Thomas. Il suo cuore è gentile quanto il tuo. Thomas col tuo cervello. Ecco l'uomo che potrei amare. No. Non ucciderò Thomas per te. Non sono un assassino. Eri pronto ad uccidere Lynch? Era una cosa diversa. Uno vale l'altro. Ti aiuterò io, Charles, e ti darò tutto. Diventerò tua moglie. Quando vorrai. No! Dì alla signorina Tania che c'è il signor Lynch. No, no, no! Va a dire alla signorina... Via, via, via! Ah, va bene, ripasserò domani. Via! Non sono in casa o non sai dove sono andato? Via! Ah, tu sei completamente Via. scemo, sei. Via! Ti piace? Sì, moltissimo. Avevo questo anello da molto tempo. Non ho mai sperato di vederlo brillare al tuo dito. Buongiorno, Charles. Smettila di pensare a Thomas. Pensa a lui dopo. Meglio. Da quella parte. Là. Là. Lynch, mi hai fregato. Tom Lynch è morto. La notte scorsa, ucciso dallo stesso uomo che ha assassinato suo padre. Neanche Lynch è stato derubato, signorina Frankenstein. E la signora Marshall, ora, capitano. Oh, rallegramenti. Ma quest'uomo, l'ha visto qualcuno che è ancora vivo? Sì, il giovane che stava con Sarah Wells, John Masters. Mio marito mi ha detto che tutti credono che si tratti di un muro. La gente può credere qualsiasi cosa. John Masters sostiene che non fosse un uomo, però ha avuto troppa paura per essere creduto. Lei gli crede? No, non ho detto questo. Il figlio di Atkins ha visto l'assassino uccidere sua madre, però il bambino è in un grave stato di shock. Se e quando potrò parlargli non lo so ancora. Povero bambino. Beh, grazie per il tè, signora Marshall. L'accompagno, capitano.
Mi stavo chiedendo, signora, per quale ragione ha fatto visita a Tom Lynch a casa sua e di notte? Il barone gli doveva dei soldi. Mia moglie è andata a pagarlo. Sarebbe stato meglio chiamarlo. Ma come, capitano? Un uomo come Lynch qui? No, certo. Penso però che sarebbe dovuto andare il dottor Marshall, non lei. Era un debito di mio padre, per questo ho pagato io. Qualcosa in contrario? Giusto. Quello che non riesco a capire è perché suo padre avesse dei debiti con Lynch. Capitano, la trovo impertinente. Lo sono sempre. Grazie ancora e scusatemi. Oh, un'ultima cosa, signora. Lei non crede ai mostri, vero? Certo che no. Io sì. Aspetta d'aver finito. Sei peggio di Lynch, tu. Senti, sei proprio sicuro che il dottor Marshall lo vorrà? Altro che. Se ne sono sicuro. Qualunque cosa facesse il barone con i cadaveri, il dottor Marshall era lì ad aiutarlo. Sono sicuro che lui ci farà quello che ne faceva il barone e ci ringrazierà molto. Al diavolo i tuoi ringraziamenti. Basta che ci paghi bene. Questa non è vita, voglio donne e whisky di qualità. Senti, io non lavoro per te. Zitto, Jim. Ascolta, c'è qualcuno. E chi sarà questo? Ecco come li ho trovati, capitano. Sono arrivato presto, come sempre. Io ci tengo alla polizia. Io tutte le mattine sono... Sì, grazie, signor Stone. È tutto per ora. È un posto pulito, capitano, quello che custodisco io. E tranquillo anche. Va bene. Ladri di tombe. Non ha senso. Comincia ad avere molto senso, invece. Prendete quelle pale. Scavate qui. E poi scavate tutte quelle con le date degli ultimi 2 mesi. Cosa credete di trovare? Un accidente di niente. Grazie, puoi metterli giù. Oh. No, Thomas, non ridevo di te. Non aver paura di me. No, signora. No, paura. No. Su, da bravo. Adesso mettiamo a posto questi pacchi. Su. Quello. Vai. Meglio così, vero? Siediti, Thomas. Siediti. Così.
Non hai mai fatto l'amore? Non mi desideri? Mi vuoi? Tommy? Tommy? Cerca qualcuno? Oh, sì, signora, sto cercando... Cerco mio fratello. Suo fratello? Ma forse ha sbagliato. Tommy, Thomas Stark. Ah, non c'è. Ha provato a casa sua? Vengo da lì. A dire il vero, sono alcuni giorni che non viene. E dove sarà andato? Non è mai uscito dalla contea? Chissà, forse la morte di mio padre ha qualcosa a che vedere con questo. Oh, mi scusi, non sapevo. Thomas era affezionatissimo a mio padre. La sua morte deve averlo sconvolto. Immagino. Mi dispiace molto che sia venuta fin qui. Sono sicura però che Thomas non è lontano. Lei rimane qui in paese? Sì, certo. Glielo dirò allora. Sarà contento di vederla. Grazie, grazie, signora. Signora Marshall. Spiacente di averla disturbata, signora Marshall. No, affatto. Qui siamo tutti molto affezionati a suo fratello. Ne sono certa. Buongiorno. Julia, ho abbastanza preoccupazioni con questo assassino e ora anche la scomparsa di Thomas. Paul, trovami Tommy. Te lo prometto. Quella signora Marshall non mi piace. Conosco bene quel genere di donna. Potrebbe distruggere un uomo e poi gioirne. Io ho la Julia, sensazione che... va tutto bene. Credimi. Sto tentando con tutte le mie forze di crederci. Ti prego, Julia. Questa sembra una brava persona. Ecco, penso che non sia come la signora Marshall. Quella donna mi rende nervoso. Lei e gli esperimenti di suo padre, trapianti sugli animali, è orribile. Questo è quello che ha detto lei e il dottor Marshall non l'ha smentito. Perché avrebbe dovuto? Ma perché avevano bisogno di cadaveri? Che cosa ci si fa con un cadavere, Peter? Andiamo. Ti occorreranno 2 pinte del mio sangue da sistemare in questo sacco. Il sangue viene pompato dal sacco per mezzo di queste 2 batterie a pila. Molto bene. Coi complimenti del conte Alessandro Volta. Non essere sorpreso, Charles. Ho letto il diario medico di mio padre, ma sapevo di Volta già da parecchi anni. E anche di Luigi Galvani e dei suoi esperimenti per produrre l'elettricità a mezzo d'azione elettrochimica. Molto semplice, ma efficiente. Le serpentine di rame prendono l'impulso elettrico e lo conducono al sacco, contraendolo ed espandendolo come un mantice. Per cui il sangue è pompato fuori dal sacco e scende in questo tubo per entrare nel cervello. E si ha un continuo flusso di sangue dal sacco al cervello e viceversa. E quanto all'ossigeno per il cervello? Beh, è liquido. Prima riempi con questo il contenitore. Poi colleghi i 2 tubi al cervello, quindi metti il cervello nel contenitore di vetro e lo conservi. E può vivere in questo stato a tempo indeterminato? Indeterminato. Sul diario mio padre ha scritto che ha tentato di aiutare Thomas. Che cosa non funzionò? Niente, soltanto che il principio di Galvani avrebbe trasformato Thomas in una creatura vegetale. Quanta corrente gli avete dato? Abbastanza da aiutarlo, ma non sufficiente a fargli del male. Stanotte tu ed io aiuteremo Thomas a diventare un vero essere umano. E mio padre vivrà ancora, ma con la fama che si meritava. Charles. Gli voglio bene, Tania. Davvero.
Pensa a stanotte, Charles. Solo a stanotte. Zack, sei un maledetto imbecille. Dovrei sbatterti in prigione e dimenticare di avertici messo. Si doveva pure tentare qualcosa. Qualcosa sì, ma tu non hai fatto niente. Qualcuno a momenti ci rimetteva la pelle, te compreso. Beh, però avevo ragione io. Quell'affare non è un essere umano. L'avremmo colpito 20 volte e quella avanzava, grande come l'Onnipotente. 20 scariche, Zack. Beh, almeno 10, forse non proprio 10, ma 4 o 5 sì. 4 o 5, allora? Davvero, capitano, ma gli uomini perdono sangue. Quel coso invece niente, non ne perdeva nemmeno una goccia. Va bene, Zack, torna a casa. Ma se vengo a sapere che tu... Deve ucciderlo, capitano. Non so come, ma deve farlo. Però dovrà sbrigarsi. Mi stai minacciando per caso? Non è una minaccia, capitano. È un fatto. La gente chiacchiera. In paese dicono che la colpa è del barone Frankenstein. Quell'essere l'ha ucciso, non dimenticare. Ma non ha ucciso la figlia, dice la Ma che gente. c'entra la figlia? Sa com'è la gente, capitano, specialmente quando ha paura. Beh, ora sono così terrorizzati che sarebbero capaci di tutto, di qualsiasi cosa, di qualcosa di pazzesco forse. Per loro il nome di Frankenstein è sinonimo di diavolo, sotto qualsiasi sembianza. Andiamocene ora. Cosa c'è? C'è qualche cosa che non va. È tardi, Tania. Ho ucciso Thomas. Devi fare in modo che il fine giustifichi i mezzi. Per me. E se dovessi fallire? Charles, io... Tania, preferisco dare la mia vita a te che al boia. È tutto chiaro? Nessuna domanda? No, nessuna domanda. Tania, ricordati che ti amo. Me ne ricorderò. E ora sorridimi. È l'ultima cosa che voglio vedere. Grazie. E ora incomincia. Non mi piacciono le sue visite all'improvviso. Sto tentando di trovare l'assassino di suo padre, signora Marshall. Non vedo perché dovrebbe dispiacerle. Lei ha ragione. Mi scusi. Ma ho vegliato tutta la notte mio marito. Allora è malato gravemente? Potrebbe darsi. Adesso sta riposando e dopo colazione lo farò anch'io. Vanno avanti le sue indagini? Non molto, però l'assassino sì. Altri 2 uomini sono stati uccisi, Jim Turner e Bill Jessup. Lavoravano per Lynch. Lei non dovrebbe conoscerli, non erano tipi da invitare a un tè. Mi scusi, perché prima mi ha chiesto di Thomas? Solo perché una mia cara amica mi ha pregato di venire a salutarlo. Vuol dire che sua sorella le ha detto di cercarlo. Pensavo di essere stata esplicita ieri. Evidentemente non mi ha creduto. Solo lei potrebbe dirlo. Lei mi crede, capitano? Perché dovrebbe mentirmi? Le donne non mentono mai con lei. Sempre, signora Marshall. Charles, non posso aspettare la tempesta. Potrebbe non arrivare in tempo. Devo generare tanta energia elettrica da riattivare il tuo cervello e il cuore di Thomas. Non posso aspettare che venga un fulmine. Posso creare lo stesso tipo di energia artificialmente. Tu e mio padre lo avete sperimentato su Thomas. Solo che avete avuto paura di ucciderlo, dandogli troppa corrente. È tutto pronto, mio caro. Non avere paura.
Hanno riso di mio padre, Charles, ma non rideranno di me. Ti ringrazio, caro. Abbi fiducia. Sta per funzionare. Ora vediamo di quanta corrente abbiamo bisogno. Sta pronto, Charles. Ce l'abbiamo quasi fatta stavolta, Charles. Ancora un poco, caro. Ancora un poco. Sei vivo, caro. Sei vivo. Sei vivo. Tania. Sono qui. Sono qui. Oh, freddo. Oh, freddo. Oh, caro. Paul, non ti aspetterai che io creda a una cosa del genere. È vero, Julia, l'ho visto io. E tu pensi che Tommy abbia qualcosa a vedere con questo mostro? Non certo di sua volontà. Può esserci stato costretto. Tommy non brilla d'intelligenza. Anche la signora Marshall c'entra in questo pasticcio. Non ti è simpatica, vero, Julia? Sono sicura che mi ha mentito. Quando le ho chiesto di Tommy, Paul, ho paura. Aiutami. Ho paura che lo uccidano. Adesso non esagerare. Ho il presentimento di non rivederlo più. Il mostro! Spara! Ancora! Presto, scappiamo! Di là! Seguitemi, ma fate attenzione. Non rischiate inutilmente. Quando toglierò i punti nessuno potrà notare la differenza, ne sono sicura. Bene, adesso vediamo cosa sai fare, eh? Su, Thomas.
Stai pronto con le mani. Quando lascio cadere la carta, tu cerca di afferrarla subito. Prendila prima che cada in terra. Guardami in faccia, su. Sei pronto? Sì. Bravo, Thomas. Hai i riflessi perfetti, polso normale. Giusto. Thomas, come potevo sapere che la tempesta sarebbe arrivata in te? Certo, non potevi. Un'altra cosa ancora, Thomas. Prova a sollevare quel banco. Quello? Su, vai. Avanti, Thomas. Sollevalo. Non avrei mai pensato di poter fare una cosa del genere. Ora puoi, Thomas. Sei ritornato giovane. Un uomo giovane, forte, intelligente, bello. Signora Marshall! Signora Marshall! Che cosa c'è? Che il capitano Harris insiste per vederla. Non se ne vuole andare. Sì, Tania, devi vederlo subito. Vai, vai, non aver paura. Andrà tutto bene. Vai, presto. Devo vedere il dottor Marshall. Impossibile, è ancora molto malato, non posso... Non le chiedo il suo permesso. Questa è violazione di domicilio. Sì, è proprio così, signora Farò Marshall. rapporto ai suoi superiori. Lo faccia pure. Certo che lo farò. Ora mi dica qual è la porta della sua stanza. La prego di lasciare questa casa. Non prima di aver visto suo marito. Mi scusi, capitano, ma la mia malattia è molto contagiosa. Stia attento a non avvicinarsi troppo. Le devo parlare da solo. Qualunque cosa deve dirmi, voglio che ascolti mia moglie. Bene. Venivo ad avvertirla a proposito del mostro che lei ha creato col barone Frankenstein. La ritengo responsabile della morte di 8 uomini, compreso il barone. Lei può provarlo, capitano? Se potessi sarei qui per arrestarla. So che lei è responsabile, voglio che resti in vita. Perché mai qualcuno dovrebbe uccidere mio marito? Non qualcuno. Il mostro che egli ha contribuito a creare e che ha già ucciso i 4 uomini responsabili con lui di avergli dato la vita. E lei, dottore, è il quinto ed ultimo. Lei deve essere pazzo. Come avrebbero potuto Lynch e quegli altri Fornendo due... a suo padre e a suo marito i cadaveri. Non ho bisogno di dirle come venivano usati. Ma allora come possiamo sapere di che cosa sta parlando? Quei vasi nel laboratorio, non sarebbe difficile provare che contengono organi umani, non animali. No, dottore, non avevate mai pensato che la vostra creatura avrebbe potuto non apprezzare il vostro miracolo. Ecco perché ha ucciso il barone e gli altri 3 uomini. Ecco perché ucciderà anche lei. Dopo aver ucciso mio padre, perché non ha ucciso anche mio marito? Perché suo marito forse non era in laboratorio in quel momento. Ecco la favola più straordinaria che abbia mai udito. Ha molta immaginazione, capitano. È stato un ladro a uccidere il barone, quanto poi a Lynch e a quegli altri 2 campioni di onestà. Chiunque avrebbe avuto motivi sufficienti per ucciderli. Forse è stata la sua incompetenza a far lavorare in questo modo la sua fantasia. Le suggerisco un periodo di riposo. Benissimo, però la prego di non dimenticare, dottore, che io l'ho avvertita per tempo. Il suo interessamento mi è di grande conforto. Buonanotte, capitano. Qualsiasi cosa abbiate fatto di Thomas, non ci sarà nascondiglio che io non troverò. I miei migliori auguri per il dottor Marshall. Grazie. Dobbiamo fuggire stanotte, Thomas. No, Tania. Caro, Harris e i suoi uomini troveranno il mostro e lo distruggeranno. Non sanno come. Io sì. Tutti gli uomini disponibili, Peter. Il posto deve essere completamente circondato. Che gli uomini non lo dicano a nessuno. Sbrigati. Vado. Via, presto. Non sai dove cercarlo. Mi troverà lui. Stanotte.
Stanotte verrà qui. Oh, Thomas. Aspetta, Thomas! Thomas, aspetta. Non devi ucciderlo, perché non ha più bisogno di uccidere. Ora possiamo tenerla a bada e mostrare così al mondo che mio padre non aveva fallito, che non era un pazzo. Pensa a noi, Thomas. No. La fama, il denaro. No, devo ucciderlo. Hai ragione. Uccidilo. Perché hai cambiato idea, Tania? Perché? Perché a te basta che uno di noi due sopravviva, purché sia tu a vincere. È così, vero? È così! No! Il capitano è morto. No, è solo svenuto. Lasciamolo dormire allora. Faremo noi il suo lavoro. È un'imprudenza. Mi raccomando, Julia. Voi, seguitemi. Paul! Paul! Peter, perché l'hai portata qui? Capitano, io... Adesso il mostro è dentro la casa. Anche Zack e la sua gente stanno dentro, e con le torce. Quel pazzo. Julia, aspetta qui. Lascialo!
Tu mi ami. Mi ami. Mi ami. Mi ami. Appartengo a te. Sì, Thomas. Baciami. Avanti! Poi di qua! Tutto! Lasciate tutto! Di qua! Chi ti ha autorizzato? Troppo tardi, capitano. Arrestato. Portatelo via. Fuori di qui, idiota. Avanti, cammina! Giulia! Tommy! Giulia, dove vai? Essere qui! No, non può esserci. Oh mio Dio!